Assolutamente sì, perché il turismo dopo mette al centro intanto un'esperienza, che è quello che oggi i turisti ci chiedono, poi ci permette di combattere quell'undertourism che abbiamo in Italia, soprattutto nelle zone interne, perché noi abbiamo i nostri consorzi di tutela e quindi la possibilità di far arrivare i turisti nelle aree più interne, farli visitare dove si produce il prodotto, quindi far vivere un'esperienza e poi regalargli quelli che abbiamo dei paesaggi naturalistici meravigliosi. Quindi io sono certa che come è cresciuto nell'ultimo periodo crescerà in maniera esponenziale se sapremo tutti insieme promuoverlo, comunicarlo, perché questo è un tipo di offerta dove c'è tantissima domanda da parte dei turisti stranieri. Che il nostro obiettivo è quello di fare un evento in ogni regione per raccontare quel prodotto insieme ai consorzi di tutela, insieme alle comunità locali, perché credo che dobbiamo promuoverlo. Questo sarebbe un modo di far suscitare l'interesse e mettere al centro il turismo.